il mio idolo è stato Ronaldo, un fenomeno perché era devastante, però ce n'è stato anche un altro che è Gianfranco Zola, che poi io nel 94 ho avuto la fortuna di conoscere e poi siamo diventati amici di famiglia e quindi è normale, Gianfranco Zola per me è tutto. Facci un giro, versano un po' di Benvenuti alla seconda puntata del nostro podcast Facci un giro. Non perdiamo tempo, andiamo subito a salutare il nostro ospite che è Daniele Molino. Ciao Daniele, benvenuto. Ciao a tutti e grazie per l'invito. Allora, sei la seconda persona ospite del nostro podcast. Il tuo passato è anche presente da calciatore. Io mi sono appuntato una scaletta, ho una marea di cose da chiederti. Ieri mi stavo preparando qualche domanda da farti, ti conosco perché ti ho sempre seguito, però hai tanti anni di carriera alle spalle, quindi mi sono divertito a cercare il tuo nome su Google ed è pieno di siti che raccontano la carriera. Vuoi dirci qualcosa tu e poi ti faccio un test? Voglio vedere se ti ricordi esattamente in tutte le squadre in cui hai giocato, perché visto che c'è una sfilza di nomi. Sì, allora, ho iniziato a Monterotondo l'esordio in Serie D, poi sono passato al Tempio, poi c'è stato il passaggio al Messina, Messina, Tempio, Torres, Cesena, Sorrento, dopo Sorrento Alghero, poi Tavolara, Savona, Casale, Savona, Olbia 3 anni, poi dopo Olbia Nuoro, dopo Nuoro sono andato a Como, poi Sanremo, poi Sassari, Latte Dolce, poi San Teodoro, anzi Arzachena e San Teodoro, che sono ancora là. Sei preparato. Allora, io ti ho conosciuto, ti conoscevo di nome, poi ti ho vissuto, diciamo, da giornalista quando mi hanno inviato a seguire l'Olbia appena acquistata dal presidente Marino. Sono venuto alla prima conferenza, tu eri, se non ricordo male, addirittura il capitano della squadra. Avete fatto una gran cavalcata, è arrivato Andrea Cossu, mi ricordo il famoso tridente dell'epoca Cossu, Molino e Mastino, che per una realtà come l'Olbia era quasi un sogno. Cosa ricordi di quella cavalcata? Quell'anno è stato bellissimo, quell'anno ho avuto un problema io a dicembre, proprio quando stava subentrando la nuova proprietà, infatti sono stato anche 2 mesi e mezzo fermo, perché ho avuto un problema alimentare, ero stato male, è stata dura anche riprendere, però poi quando ho ripreso a giocare, diciamo, sì, c'era questo tridente, ma in generale c'era una squadra stratosferica per me, per la categoria. È stata una bella cavalcata, poi si è conclusa la ciliegina sulla torta proprio vincendo la finale playoff a Sassari contro la Torres. 1-0 a Sassari. 1-0 Lo raccontavo in una precedente puntata, tra gli aneddoti che facevano sorridere dal calcio. Ho raccontato che la prima partita che sono venuto, il nuovo corso, c'era, tu lo ricorderai bene, avendo giocato 3 anni a Olbia, il famoso speaker Enrico, che la prima partita lanciò un pacco di sale in campo per portare bene, che sfiorò i guardiani si girò come a dire cosa sta succedendo. Lui era una figura favolosa, perché io non ero mai stato, e lui annunciava le formazioni, vi dava soprannomi, caricava l'ambiente. Esatto, prima delle partite, le formazioni ci caricava, ogni gol che facevamo, come dicevi tu, dava dei soprannomi e poi era sempre presente, a fine partita veniva negli spogliatoi comunque a farsi una chiacchierata, una persona eccezionale, voleva bene i giocatori, ma allo stesso tempo i giocatori apprezzavano tutto quello che faceva lui. Sempre riferito a quell'esperienza, inizialmente l'allenatore era Biagioni, poi col cambio di proprietà forse gli hanno dato 2 partite, poi è arrivato Mignani. Che rapporto avevi con entrambi? Allora, con Biagio ho un rapporto fantastico, perché comunque ho fatto 2 anni molto interessanti con lui.
avere un allenatore così ti insegna tanto. Poi lui è stato un ex giocatore di Zeman, quindi faceva la fase offensiva al 100%, la curava su ogni minimo dettaglio. Il rapporto umano lo stesso, un bellissimo rapporto. Con Mignani anche un rapporto ottimo, direi. Ci sono stati dei problemi perché comunque la proprietà ha messo dei paletti al mister per quanto riguarda me, che non volevano farmi giocare, quindi là è stata dura sia per me, ma anche il mister che veniva a parlarmi e sapevo benissimo come stavano le cose io, perché non potevo giocare per una scelta della società, quindi e non del tecnico. Esatto, allenarsi sempre al 100%, essere capitano di una squadra e non andare in campo perché una società non vuole farti giocare non è mai semplice, però ho abbassato la testa, ho pedalato, infatti alla fine le ultime 3 partite che ci servivano per fare i playoff ho fatto 3 gol e abbiamo raggiunto i playoff. Come mai non volevano che giocassi? Non lo so, probabilmente c'era un direttore che era giù dalle parti di Cagliari che non gli stava molto simpatico, ma neanche lui a me assolutamente. Reciproco. Sì, era reciproco. Quindi io quell'anno là tra l'altro avevo rifiutato squadre che mi davano il doppio dell'ingaggio dell'Olbia e la proprietà lo sapeva, però sono rimasto perché comunque ero capitano, giustamente dovevo portare avanti anche un progetto che era partito 3 anni prima, però sai, rifiutare squadre e poi alle ultime magari 7-8 partite andare in panchina e fare 0 minuti non è bellissimo. Certo. Però come ti ho detto, ho abbassato la testa e finito la stagione, penso nel migliore dei modi. Direi. Mi è venuto in mente quando hai detto Biagioni, che lui è stato allenato da Zeman, sì. Mia prima intervista, mi mandano a parlare con lui, mi accoglie nello spogliatoio del Nespoli, già lo sguardo, perché lui ha questo sguardo, sembra sempre corrucciato. Io ero, non dico un ragazzino, però sai, le prime interviste live, mi sono studiato la sua carriera, lo ricordavo dalle figurine, anche perché uno che si chiama Oberdan è un nome che ti rimane impresso. Faccio l'errore come prima domanda di chiederle, lei si considera un allievo di Zeman? Già aveva la faccia corrucciata, tira su il dito e mi dice, non comincia anche tu ragazzetto, perché mi ha detto che tutti quelli che lo intervistano gli dicono che è allievo di Zeman, e lui aveva tenuto a sottolineare che sì, Zeman era stato importante, ma era stato allenato anche da Reia, sì. Mi ha nominato anche altri allenatori, quindi ho impiegato 10 minuti a riprendere il filo del discorso dell'intervista, perché mi ha un po'... Sì. Oltretutto è ritornato a Olbia, ha allenato la primavera. Non so come sia possibile, perché anche lui era già scritto che sì, il suo esonero. Cioè, lui quando è arrivata la nuova proprietà era già a casa. Tra l'altro ci sono delle cose che va bene, andiamo avanti. No, guarda che puoi dire quello che vuoi. Lui praticamente l'avevano già fatto fuori e lui lo sapeva. C'era il derby con la Torres che doveva mettere in campo una squadra e lui ne ha messo in campo un'altra, giustamente, perché lui ha le sue idee. Tenuto la sua integrità. L'hanno fatto fuori. Sì, ricordo questa. Mi è anche dispiaciuto perché poi è arrivato Mignani, che io ho avuto modo di conoscere, un professionista preparato, che però mi mettevo nei panni anche dell'allenatore che c'era prima, senza un motivo apparente vieni messo da parte quando stai anche facendo bene. Poi cambia l'allenatore, arriva uno come Cossu, dici la squadra era un po' diversa rispetto a quella che aveva. Avevano cambiato adesso 10 giocatori, quindi è normale che poi hai una squadra molto competitiva. Già era abbastanza competitiva prima, certo, però se prendi Cossu, prendi D'Amento, prendi comunque Piretta, prendi Pinna, ragazzino però forte, Cottali, che poi tutta gente che ha fatto una buona carriera. Certo. Quando hai fatto l'elenco delle squadre che hai giocato, una la ricordavo in particolare, del Como. Como che è stato promosso in Serie A, mi faceva sorridere il periodo che giocavi a Como, perché io ti seguivo sui social ed eri sempre invaso dai commenti, cioè sei stato, me lo puoi confermare, amatissimo dalla tifoseria, avevi fatto, a parte tanti gol, parecchi su calcio di punizione, scrivevano qualsiasi cosa, era una sfilza di commenti. Cosa ricordi di quel periodo? Ho dei ricordi fantastici di Como, perché allora inizio stagione non è stato semplice, devo ammetterlo, perché sai,
Ninni Corda, che io ci ho avuto tanti anni, Ninni Corda prende anche Molino, Sardi, qua fanno la banda dei Sardi adesso, però poi sono cambiate le cose alla seconda giornata, perché la prima perdiamo in casa contro la Pro Sesto, demeritatamente perché meritavamo di vincere, poi la seconda giornata di campionato andiamo derby col Varese, a Varese. Il Como non vinceva a Varese da 27 anni, vinciamo 1-0 e faccio gol io all'85esimo. Quindi Impazziti i tifosi, cioè, da quel giorno là mi hanno dato il soprannome del sindaco, cioè l'appellativo il sindaco, proprio perché è entrata nella storia quella partita. E poi devo dire che non solo da quella partita ma sempre, anche quando le cose non andavano bene magari i tifosi ci sono sempre stati vicini, e a me mi hanno sempre stimolato per dare qualcosa in più, perché comunque è vero, come dici tu, mettevo magari in qualsiasi post 1000 commenti, e ancora oggi tra l'altro sono andato a Como per lavoro a novembre, ottobre-novembre. Sono arrivato là allo stadio che i tifosi mi volevano vedere, la società aveva organizzato già un'intervista nelle pagine ufficiali del Como proprio per il mio passato al Como e tutte queste cose qua. È normale, sono cose che riempiono veramente il brullo, cioè è una cosa bellissima. Soprattutto per chi arriva come noi da un'isola che già fa fatica ad andare a giocare fuori e viene accolto come se fosse uno... Assolutamente, io poi arrivo da un paesino di 80 abitanti, adesso vivo a San Teodoro, ma io sono cresciuto in un paesino di 80 abitanti, quindi sai, andare là e avere tutti questi magari apprezzamenti, ma non tanto per il fatto calcistico, magari quando ti parlano proprio di fattore umano, quella secondo me è la cosa più bella e più gratificante. Tu comunque, quando hai fatto l'elenco delle squadre, hai giocato praticamente ovunque, sia realtà del sud, realtà del nord, anche qualcuna del centro. Le differenze che hai trovato sia a livello ambientale, appunto di rapporti, sia a livello anche tecnico? Perché si dice sempre che i gironi del sud siano molto caldi, però magari tecnicamente un po' meno... Non è vero, secondo me sì, è vero che probabilmente al sud sono più caldi anche le tifoserie, sono un po' più accese, però a livello tecnico trovi il livello alto ovunque ormai, sia in C che in D, comunque il livello è molto alto, però sono state piazze come Como, un esempio, che anche la tifoseria è calda, cioè rispetto magari a una... Qua parliamo di sud, no? Anche in Sardegna, perché comunque io un'isola, però al sud, vai a vedere altre comunque società o altre squadre che sono in D o in C, qua in Sardegna o da altre parti, le tifoserie non sono accese, non sono calde, quindi diciamo che sì, a livello tecnico al nord magari dicono che sia più alto, ma non è proprio vero, perché anche al sud c'è un bel livello tecnico. Quando sono andato un po' sempre a cercare curiosità, qualcosa da chiederti, ho visto che più o meno in tutte le squadre dove sei andato a giocare c'era sempre, come tu prima l'hai nominata, la banda dei Sardi, comunque una folta rappresentanza di giocatori sardi. Questo ti ha aiutato perché comunque aiuta a far gruppo, oppure... No. Magari vieni visto come hanno fatto gruppetto loro. Quello sì, se vai a giocare fuori, cioè tipo quando eravamo ad Alghero c'era la banda dei Sardi, ma eravamo in Sardegna. Già se vai a Savona, che poi abbiamo vinto anche il campionato, la banda dei Sardi a inizio stagione non può far piacere a gente che magari spera che arrivi qualcuno del settore giovanile, quindi è normale che qualche diceria c'è sempre stata. Però no, a me è indifferente. Mi sono sempre ambientato abbastanza velocemente, quindi anche quando sono andato da solo in una squadra, però non mi cambiava tanto, diciamo. Anche perché parlando di squadre di Serie A, quando succedeva qualcosa negli spogliatoi, io ricordo sempre i servizi sull'Inter, la banda degli argentini contro quella tra sudamericani che dicevano che destabilizzava, perché poi c'erano anche discorsi dalla nazionale. Sì. Esatto. Poi ho visto, adesso ti volevo fare una domanda attinente al calcio ma che esula un po', visto che tu hai giocato anche alla Sanremese. Sì. Dimmi qualcosa del Festival di Sanremo, tu che hai giocato lì. Bellissimo, a parte che Sanremo è bellissimo, forse a livello, con la famiglia abbiamo vissuto il più bel periodo, dopo Como anche Sanremo è stato bellissimo, clima e tutto quanto, e poi la settimana del festival è straordinaria.
cioè straordinaria, che poi non è la settimana del festival, ma è il mese prima e il mese dopo il festival, quindi dura 2 mesi e mezzo praticamente. Sì, questo mi ha un po' colpito perché non lo ricordavo, però anche quella è un'esperienza calcistica, vai in una città dove c'è un evento così importante a livello nazionale e anche internazionale e hai avuto la fortuna comunque di viverlo. Bellissimo, bellissimo. Hai nominato la famiglia, qual è stata la prima esperienza che non hai fatto da solo ma che hai fatto con la famiglia fuori? Come abbiamo iniziato là che mia moglie è venuta, la piccola aveva 1 anno e mezzo, poi da là a Sanremo, diciamo che Greta, la più grande, è sempre venuta ovunque, poi Rachele è nata che io ero ad Arzachena, quindi È nata sì, qua. sì, però ho fatto Como e Sanremo, diciamo, e Sassari. Dovrei farla a tua moglie questa domanda, ma la faccio a te. Com'è per la compagna, fidanzata moglie di un calciatore fare le valigie magari ogni estate, spostarsi anche a 300-400 km, Per lei è bello, 1000 km? per lei è bello perché gli faceva piacere. Diceva non stiamo qua, andiamo fuori. Io magari molte volte dicevo, se c'è qualcosa in Sardegna interessante, rimaniamo in Sardegna. Invece lei, no, andiamo fuori, così giriamo, vediamo. Effettivamente è giusto anche per fare esperienze Certo. noi, ma anche le bambine facevano delle esperienze che si portavano dietro poi negli anni. Quindi lei ha inciso sulle tue scelte, perché quando sentiamo, a volte mi ricordo il caso più famoso era Shevchenko, che la moglie voleva assolutamente andare via dall'Italia perché voleva che i figli imparassero l'inglese, lui aveva lasciato il Milan l'avevano fatta passare anche per... Sì, è vero. No, lei ha inciso tanto perché era la prima a dirmi andiamo fuori, quindi forse anche meglio, almeno abbiamo fatto altre esperienze di vita. Adesso giochi ancora, ma hai anche intrapreso una carriera lavorativa lontana dal calcio, ma sempre con l'idea di calcio, perché quando ho letto il nome della tua attività non poteva che condurci al calcio. Sì, esatto. Devo ringraziare in questo Vincenzo Nardo, mio cognato, perché mi ha dato lui la possibilità di entrare in società con lui, con l'agenzia. Però sì, sono lontane, vicine allo stesso modo, sia per il nome, la Golden Goal, ma anche perché le emozioni che regala anche l'immobiliare, cioè sono vicine al calcio, perché la vendita di una casa o far felici i clienti, sia il venditore che l'acquirente, vederli felici, cioè ti dà delle soddisfazioni enormi. Quindi sono molto simili, è come un gol proprio, quando vendi una casa e vedi i clienti felici. Quindi un bel lavoro, sono contento e spero che vada avanti per tantissimi anni. Poi ho visto che nell'organigramma siete tutti o calciatori o ex calciatori o comunque persone legate al mondo del calcio, quindi... Esatto, siamo tutti legati al mondo del calcio, comunque chi è dentro la nostra azienda o ha giocato oppure chi non ha giocato allena al settore giovanile, quindi abbiamo fatto una formazione, proprio. Adesso ti volevo fare una domanda perché mi ha incuriosito, io lo ricordavo però per essere sicuro sono andato a leggerlo. Adesso il Golden Goal non esiste più, avevano introdotto questa famosa regola che se durante i supplementari veniva segnato un gol la partita finiva. Non vorrei dire una fesseria, credo che sia durato circa una quindicina d'anni. Sì. Tu ti ricordi qual è stato il primo Golden Goal della storia? Lo ricordavo ma non ero certo, quindi ieri sono andato a guardare e ho detto glielo voglio chiedere. Non me lo ricordo. È stata purtroppo per l'Italia una parentesi brutta perché erano gli europei del 96, l'Italia è uscita al primo turno e Zola aveva sbagliato il rigore, l'aveva segnato Birov in finale contro la Repubblica Ceca. 2-1 è stato il primo Golden Goal della storia. Poi vabbè l'Italia, anche con la Francia in finale, gol famosissimo di Trezeguet, quindi... Ieri mi è venuto in mente e ho detto glielo voglio chiedere, vediamo se lo ricorda. Come dicevamo, fino a quest'anno hai giocato, ti ho chiesto prima fuori dai microfoni, ancora stai decidendo? Sto valutando bene perché come ti dicevo Giampa, non è semplice perché comunque c'è il lavoro, la cosa ora importante è quella, poi il calcio normale è stata la mia vita da quando ero ragazzino fino a poco tempo fa, mi diverto ancora, quindi è normale che mollare così non è semplice, non sarà semplice, però
quel momento dovrà arrivare purtroppo, non so se sarà quest'anno, probabile, vediamo, andiamo avanti col lavoro, e poi il calcio normale mancherà così. Ascolta, chi è stato il tuo idolo da calciatore, da bambino come calciatore? Beh, il mio idolo è stato Ronaldo, un fenomeno perché era devastante, però ce n'è stato anche un altro che è Gianfranco Zola, che poi io nel 94 ho avuto la fortuna di conoscere e poi siamo diventati amici di famiglia, e quindi è normale, Gianfranco Zola per me è tutto, anche le punizioni, guardavo tutti i video possibili dal 2008-2009 in poi, che eravamo già molto amici di famiglia, però adesso voglio iniziare a calciare le punizioni, guardo Gianfranco come le calciava, quindi anche nella vita privata, diciamo, è come sembrava da calciatore. Io non ho la fortuna di conoscere. È uno spettacolo, è una persona per me unica, perché persone come lui veramente anche nel mondo del calcio, comunque nel mondo dello sport in generale, ce ne sono poche o niente. Lui è così come lo vedi o durante le interviste, una persona unica davvero. Infatti un po'... La famiglia anche, ci tengo a dire che lui, la moglie, i figli, tutti quanti, cioè non lui, anche la famiglia, cioè delle persone fantastiche. Lui, non tanto una critica, un qualcosa che gli hanno sempre detto è che appunto era troppo bravo, perché nel calcio di adesso si sgomita, soprattutto in categorie importanti. Lui era rientrato a Cagliari a dare una mano l'anno che era... dicevano che era troppo buono come allenatore. È vero, quello probabilmente dal punto di vista del suo secondo, diciamo, lavoro da allenatore è stata una pecca, probabile, perché veramente è una persona buona. Sì. Girava un video sui social, non so se l'hai mai visto. Lui è andato a allenare una squadra, no, forse non era inglese, o forse sì, non ricordo. Comunque era un video dove lui spiegava da allenatore, sai, di solito, tu che ne hai avuto tanti, non è l'allenatore che ti spiega come calciare le punizioni, prepari, poi i calciatori, poi soprattutto quelli famosi, non è che si fanno dire, e lui anziché spiegare prende il pallone, lo piazza, dice due parole, calcia una punizione, mette l'incrocio e vede. Il suo calciatore lo guarda come a dire e adesso lo devo rifare io. Sì, aveva il piedino discreto lui. Io ricordo un episodio quando il Cagliari andò a giocare a Tempio, lui era rientrato per portarlo in Serie A e dopo il consueto riscaldamento pre-partita piazza il massaggiatore, il preparatore dei portieri, non ricordo, 5 palloni tutti sul limite e lui calcia il primo, se non ricordo male sbatte sull'incrocio dei pali ed esce fuori, il secondo lo colpisce in pieno, gli altri 3 li ha messi uno dopo l'altro. Poi uno dice non c'era il portiere, facile farlo durante la partita, punizione per il Cagliari, più o meno la stessa mattonella, lui calcia attraversa rete, all'epoca non c'era il VAR, poi ci hanno sguazzato le moviole, il pallone era entrato di tanto così e aveva fatto gol. Spettacolo, calcola che io 2002-2003, non me lo ricordo, vado a fare un provino per il Chelsea, vado a casa sua, faccio 10-9 giorni a casa sua, poi durante quella settimana c'era West Ham-Chelsea a Londra. Derby sentitissimo. Fuori casa il Chelsea, vado a vedere la partita con i tifosi del Chelsea, diciamo, con i dirigenti, perché comunque eravamo là. Gianfranco in panchina che era infortunato, si era infortunato però stava rientrando dall'infortunio. Quando si riscalda, tutto lo stadio, te lo giuro, cioè a me è una cosa che mi vengono i brividi ancora oggi, tutto lo stadio, non solo i tifosi c'è rivalità tra Chelsea e comunque West Ham, tutto lo stadio che canta intorno al nome di Gianfranco Zola. Quando è entrato, tutti che si chinavano, anche i tifosi del West Ham, rientrando da West Ham a Chelsea, dove è lo Stamford Bridge, gli faccio Gianfra, io ero piccolo, mi ho fatto Gianfra, ma perché tutti i tifosi si sono chinati quando sei entrato, cioè anche i tifosi della squadra avversaria? E lui era imbarazzato quando gli ho fatto quella domanda e mi fa, non lo so Daniele, neanche lui si è... Cioè tu pensa quanto gli volevano bene, non solo i tifosi del Chelsea, ma a Londra era ed è ancora oggi amatissimo. Io ricordo
E io non sono stato calciatore se non da bambino e lui è sempre stato un idolo, un po' perché è sardo, comunque è l'esempio di un tuo conterraneo che ce l'ha fatta e quindi già quello ti tocca. Poi è un giocatore secondo me straordinario, che non ha forse avuto il giusto valore per quello che aveva, perché comunque lui è stato un po' costretto a... Poi magari se lo chiediamo a lui dice che è stata una scelta bellissima andare al Chelsea, però lui è stato tra virgolette costretto. Sì, esatto, lui era stato costretto ad andare al Chelsea, però poi fondamentalmente è stata anche la sua fortuna, perché al Chelsea ha fatto degli anni bellissimi ed è diventato quello che è, perché già era fortissimo, era mattissimo anche in Italia, ma al Chelsea, ti ripeto, a Londra lo amano tutti, quindi per me, tornando indietro, lui farebbe quella scelta anche probabilmente sì. Io ricordo quando è uscita la notizia che l'aveva preso il Cagliari, scoperta da Televideo, all'epoca ancora non uscivano i social. Posso dire una cosa, dove era quella sera là? Te lo giuro, non sto scherzando. Era a cena a casa che stava già trattando e quando lo chiama il procuratore Marruccu, perché il procuratore era lui, dopo 10 minuti torna a tavola e fa ho trovato l'accordo per il Cagliari, domani vado a firmare, pensa. Incredibile. Te lo giuro, non sto scherzando, incredibile. Lo dico perché è la verità, non è che... Gli dirai che noi lo aspettiamo assolutamente. Potrebbe durare, perché per le cose che gli vorrei chiedere probabilmente durerebbe giorni la puntata. Assolutamente. No, lui, io ricordo quando ha dato l'addio al Chelsea, c'è un famoso video, gira ancora su YouTube, vedere poi gli omoni inglesi tipici da stadio, gli ultra, petto nudo, birrona, ustionati dal sole, che piangono. Che piangono e uno tira su una maglia, questo mi aveva proprio colpito, uno tira su una maglia del Chelsea col suo numero 25 e al posto del suo nome c'è scritto God, Dio. E lui, come dicevi tu, la sensazione di imbarazzo, cioè forse neanche lui si è reso conto, È vero. Anche perché poi da loro il Chelsea non era il Chelsea di adesso, lui era una squadra non di metà classifica, però era medio alta. Non avevano chissà quali obiettivi, poi hanno vinto una Coppa delle Coppe che tra l'altro Gianfranco aveva segnato dopo 17 secondi. Sì, appena entrato in campo. Lui aveva un brutto infortunio al retto femorale, non doveva neanche giocare. Era entrato in campo 17 secondi e aveva fatto quel gol dietro. Sì, mi ricordo, sto l'attraverso. Bellissimo, ho quella maglia anche. Ho proprio quella maglia, bellissima. Ti invidio. La conservo a casa. A proposito di gol, qual è il gol a cui sei più affezionato? Ti direi il più bello, ma spesso si dice che i gol belli sono anche quelli importanti, a prescindere dalla dinamica. Allora, non è il più bello, ma il più affezionato è Varese Como 0-1. Un gol di testa che mi ha cambiato, tra virgolette, la stagione con, quindi quello là. Il famoso derby. Assolutamente. E invece il più bello a livello estetico? Il più bello a livello estetico, Sanremese Prodronero, un cambio di gioco di 40 metri, io al volo di sinistro dall'altra parte, dal vertice dell'area, dentro l'area, ma ero un po' defilato sulla sinistra, sotto l'incrocio dall'altra parte. Forse è il più bello. Adesso ti chiedo, hai qualche bivio della tua carriera dove dici forse potevo pensarci meglio e scegliere questo, forse, oppure qualche occasione magari mancata per un niente? Ce ne sono tanti. Diciamo un rimpianto. Un rimpianto è, allora, avevo praticamente firmato con il Brighton. Avevo trovato l'accordo, dovevo partire in Inghilterra il lunedì ed era un giovedì. Giovedì avevo già fatto i biglietti per andare a firmare, era lì qua il Brighton. Giovedì mi chiamano per andare a giocare a calcetto e dico no, non vengo assolutamente. Quanti anni avevi? Avevo 22 anni. Quindi giovane. Non vengo, non posso venire. Alla fine mi convincono, vado a giocare a calcetto e mi rompo i legamenti alla caviglia. Quindi non posso partire.
cerco di rinviare per altri 10 giorni, mi danno l'ok, però fondamentalmente devo star fermo 2 mesi e quindi mi salta tutto, e quello è stato un rimpianto. Ancora oggi mi fa male, ti dico la verità, perché non si sa mai come poteva andare, magari arrivavo là e dopo 2 mesi mi cacciavano, però sarebbe comunque stata un'esperienza. È stata un'esperienza, però magari poteva andare bene, quindi non si può mai sapere nella vita, e mi sono perso un'occasione importante. Brighton, che è la squadra che allenava De Zerbi, all'epoca hai detto era in Liga 1, ha vinto subito il campionato, è andato in Premiership. Come nascono queste opportunità per un ragazzo della Sardegna? Procuratori? No. Là praticamente c'era Steve Clark allenatore, e Steve Clark era il capitano del Chelsea quando Gianfranco giocava al Chelsea. Lui veniva sempre in vacanza qua, Clark. Lui mi aveva portato a fare il provino al Chelsea perché era allenatore del settore giovanile, mi aveva visto giocare a calcetto così, ed ero andato grazie a lui. E poi quell'anno là era venuto qua, avevamo fatto una partita di calcio a 11, una partita in beneficenza con tutti i calciatori, e a fine partita lui mi aveva detto: tu quest'anno vieni con me. Io però era giugno, quindi ho detto vabbè, magari l'ha detto per dire. Invece dopo 3 settimane mi ha chiamato Gianfranco e mi aveva detto: guarda che Steve ti vuole al Brighton, cioè devi andare là. Avevo fatto tutto, però purtroppo poi era saltato. Sì. E invece possibilità per un sardo, sai, di solito il Cagliari, hai mai avuto qualche abboccamento, qualche occasione? No, ho fatto il settore giovanile là, però poi fondamentalmente dopo niente, Cagliari mai, neanche quando ero magari nel pieno. No, quando ero a Olbia mi ha chiamato fuori la Ternana, che era in B, che poi lui anche là mi era un po' bloccato, però Cagliari no, devo essere sincero, mai. Invece gli allenatori a cui sei più legato, che sei stato più legato, che ti hanno magari, secondo te, anche perché a volte non è solo questione di rapporti, a volte uno si sente anche valorizzato dal modo in cui ti schierano in campo. Biagioni sicuramente, soprattutto. Poi tra me e Ninni c'è amore e odio, però fondamentalmente quando sono stato con lui, schieramenti in campo ovunque, cioè da terzino a carte con lui, quindi però diciamo che abbiamo vinto campionati, quindi anche con lui c'è stato feeling sempre. Abbiamo discusso tantissimo, però c'è stato feeling. E invece le differenze, tu comunque hai giocato in categorie importanti e adesso che giochi e lavori, magari ti stai un po' più divertendo, hai fatto l'ultimo anno nel campionato di promozione, di eccellenza, scusa. Che differenze noti magari tra i campionati di qualche anno fa, dove magari eri più giovane, in categorie un po' più... Ma diciamo che è normale che quando sei più giovane fisicamente vai al 2000, quindi non ti rendi conto magari neanche del livello, se è alto o basso. Adesso però allo stesso tempo, adesso magari in eccellenza gioco per divertirmi, e tu sai bene che quando giochi per divertirmi, chiaramente libera, le cose le fai bene, perché le fai bene, poi magari adesso fai qualche metro in meno, non corro più come prima, giustamente, faccio correre i ragazzini, però sì, livello normale, dai, normale, non c'è un livello pazzesco. Dal prossimo anno sicuramente si alzerà un po' anche in eccellenza, perché comunque non ci saranno più fuori Hanno tolto la regola dei fuori quote. Tanti faranno le squadre magari per provare a vincere. Ecco, te l'avrei voluto chiedere, come vedi la regola dei fuori quota? Perché ci sono 2 correnti di pensiero. Ci sono quelli che dicono che chi è bravo deve giocare a prescindere dall'età che ha, però è anche una regola che era stata introdotta per salvaguardare i settori giovanili. Il problema è che quasi mai le realtà utilizzano come fuori quota i loro ragazzi. Io l'ho sempre vista come la prima che hai detto tu: chi è bravo gioca, perché è giusto così, se uno merita, se uno ha qualità, deve giocare. Il problema è che quando ci sono i fuori quota, molti magari non meritano neanche di giocare, ma non per via della qualità tecnica, ma anche per le questioni mentali, perché magari ci sono dei ragazzini che a livello di testa fanno quello che vogliono, si allenano 2 all'ora perché sanno che devono giocare. Tanto c'è l'obbligo. Anche quello è sbagliato. Quindi adesso 0 fuori quota. Chi merita? Chi merita gioca.
Io la vedo così, lo so, magari molti la pensano diversamente, però secondo me è giusto così. Ti volevo chiedere, se non avessi fatto il calciatore, cosa avresti voluto fare o cosa avresti fatto? Avrei giocato a golf probabilmente, perché comunque ho iniziato a giocare prima a golf che a calcio. Avevo 5 anni quando ho iniziato a giocare a golf e quasi 6 a calcio. Era uno sport che mi piaceva tantissimo, mi piaceva da morire. Ho dovuto abbandonare perché comunque non possono coesistere. È impossibile, perché comunque la domenica hai le gare di golf, allo stesso tempo la domenica hai la partita di calcio. Quindi ho dovuto piano piano abbandonare il golf, anche se ancora oggi ogni tanto per rilassarmi vado, faccio qualche giro in campo e gioco. A proposito di golf, abbiamo nominato Zola più volte, mi dicono che sia un ottimo giocatore di golf. Mi dicono, l'ho sempre letto. All'inizio prendeva schiaffi anche da me, poi ha iniziato a giocare seriamente, adesso è fortissimo. Adesso ti faccio anche 2 domande, una curiosità, visto che non ho mai avuto, ogni tanto leggo e io non capisco assolutamente nulla di golf, quindi le classiche notizie, i giocatori famosi che si infortunano. Come fa un giocatore di golf a infortunarsi? Allora, cioè, anche il fatto, quando leggo preparatori, cioè che tipo di allenamento fa un giocatore di golf? Più che altro è un allenamento mentale, perché fisico non fai niente fisico, è tutto un allenamento mentale. Per quanto riguarda gli infortuni invece il golf è uno sport che devi praticare tantissimo, cioè devi fare almeno 4-5 ore di allenamento al giorno. Di pratica? Sì, di pratica al giorno, perché è tutta tecnica, cioè la forza non serve a niente, se sei tecnico, se sai colpire bene la palla va dove deve andare, la palla va anche lunga, quindi il fatto di praticare così tanto, cioè 5 ore, ci possono essere problemi spalle, articolari, capito? Certo, di usura. Esatto, quindi ce ne sono tantissimi per quel motivo. E poi hai scelto il calcio perché eri più bravo o perché ti piaceva di più? Mi piaceva di più. Allora, io nel 98 sono stato anche campione sardo di golf al Petrol. Quindi anche a livelli... Facevo gare importanti, tant'è che quando poi dovevo scegliere, sai, quando poi cosa succede? La nazionale italiana di golf va a scegliere da ogni regione che è un campione sardo, quindi è venuto un dirigente della nazionale italiana di golf proprio a dirmi: guarda, devi venire a Roma perché devi stare con la nazionale. Quindi mi davano il brevetto, col brevetto puoi andare a giocare in tutti i campi del mondo a titolo gratuito, però devi stare là, devi fare la scuola con loro, ti avrebbero formato. È lo stesso anno che io sarei dovuto andare con la nazionale italiana di golf, mi voleva il Cagliari. Ho scelto il Cagliari perché il calcio mi piaceva di più. Ti sei pentito di questa... Ci sono stati dei momenti in cui mi sono pentito, devo essere sincero, però le emozioni che ti dà il calcio non te le può dare il golf, anche a livello umano, con le persone, non esiste. La differenza sostanziale è che uno è uno sport individuale, l'altro... Esatto, però quindi sono contento di aver giocato a calcio, sono contento di quello che ho fatto, di golf ci giocherò adesso, fine carriera. Sì, perché poi una marea di calciatori... Assolutamente, ma poi il golf non ha età, perché uno può iniziare a giocare oggi e fra 7-8 anni è un maestro di golf, capito? Oggi parlo a 37-38 anni, capito? Quindi non ha età. Non è come il calcio che comunque dopo una certa età, essendo uno sforzo fisico... hai mai pensato di fare l'allenatore? Allora, ci ho pensato perché per non mollare, diciamo, il calcio del tutto. Però posso dire anche una parolaccia? Sì, assolutamente. I giocatori sono dei rompicoglioni, quindi non potrei mai fare l'allenatore perché o li attaccherei al muro tutti i giorni o mi farei cacciare dopo 2 settimane, quindi lasciamo da parte. Ma lo pensano tanti, questo. Ho messo da parte questo pensiero. Io non sono mai stato calciatore, però ne ho conosciuto che sono stati calciatori, poi allenatori, e molti dicono tanti non riescono a fare il click e passare da essere calciatori a essere allenatori. Esatto. Perché essere allenatore con la testa ancora da calciatore poi è
è dura perché vai allo scontro anche con i giocatori, quindi è totalmente un altro lavoro. Soprattutto chi è stato un ottimo calciatore, che poi magari va ad allenare un materiale umano che non è magari all'altezza di quello che è stato lui da calciatore, non riesce a... Assolutamente, anche quello. A molti può capitare quello, capita e può capitare quello. Sì, è così. E invece allenatore di golf? Allora, alla fine poi sono maestri. Sì, maestro di golf, sì, perché ci ho pensato dopo, pensa che prima che succedesse il fatto di mio padre, avevo ripreso a giocare a golf, quando mi ero fatto male alla caviglia, che prima di partire a Brighton, avevo ripreso a giocare bene, a fare gare, proprio perché volevo diventare maestro di golf, però poi successe tante cose, ho mollato totalmente. Però ho avuto quel pensiero, ce l'ho avuto, sì. Adesso vediamo. Io, l'hai nominato tu l'episodio di tuo padre, io ricordo, non sapevo se farti questa domanda perché comunque è un argomento un po', immagino, delicato, però ricordo grande sostegno dei tifosi dell'Olbia, avevano fatto uno striscione, e lì avevo chiesto, io non sapevo, ho chiesto, mi avevano raccontato la storia, poi ormai su Google si trova tutto. Vuoi dire qualcosa allora, tu? Parlando di quello striscione, che comunque quei momenti che lui abbiamo fatto quello striscione là, bellissimo per me, mi sono messo a piangere in campo. Pensa, stavo giocando e mi sono messo a piangere, è stato bellissimo, forse probabilmente non li ho mai ringraziati abbastanza, però è una cosa che mi ha toccato tantissimo, quella là, sì. Poi per quanto riguarda il resto sono stati anni duri, anni bui, perché è normale che ti succeda una cosa del genere, di punto in bianco ti cambia la vita, ma il sostegno degli amici, della famiglia, di mia moglie, poi subito dopo, mi ha dato la forza per andare avanti, perché molte volte dici mollo tutto, basta, non ce la faccio più, perché ti viene da mollare proprio totalmente. Invece grazie a loro oggi sono qua, ma non perché non sarei stato qua, magari non sarei neanche venuto perché... Beh, certo, testa, invece... anche e soprattutto perché tu all'epoca giocavi, e molto spesso si pensa ai calciatori come classici atleti viziati che quindi non sentono emozioni. Invece succede una cosa del genere, tu ti devi concentrare, perché comunque il calciatore non è che va in campo e gioca così, comunque c'è un lavoro mentale dietro, concentrazione, costanza negli allenamenti, come hai detto tu prima nominando i ragazzi, si allena 2 all'ora e poi la domenica si vede in campo, quindi... Sì, esatto, è quello, capito, perché comunque io poi ero a Savona, sono ripartito dopo 10 giorni che è successo il fatto, perché mia madre ha detto vai, devi andare. Quindi sai, ti carichi tutto alle spalle, parti, però poi alla lunga sì, non siamo delle macchine comunque, capito? Cioè, alla fine poi molli un po'. E quindi non è stato semplice, infatti poi dopo 2 o 3 anni ho iniziato a subire un po' il colpo, però ti ripeto, grazie agli amici, alla famiglia, a tutte mia moglie, mia madre, tutti quanti, i miei fratelli, mia figlia, sono riuscito piano piano ad andare avanti, trovare un percorso per poter proseguire la mia strada, la mia vita, diciamo. Certo. Adesso ti faccio un'altra domanda sul calcio. Chi è stato il compagno a cui sei stato più legato nella tua carriera? Ne hai avuto tanti. Ne ho avuto tanti. Allora, Andrea Cocco, anche se abbiamo giocato poco insieme, perché abbiamo giocato sia a Cagliari, il settore giovanile, poi Alghero, però è stato anche negli ultimi anni. Lui non credo che si ritiri, hanno vinto il campionato e la Coppa. Sta già pensando al prossimo anno lui, sì, ha fatto un grande campionato anche quest'anno. Sì, però Andrea, anche per i valori umani, tutto quanto, è una persona che merita tanto, quindi Andrea sicuramente. Poi ce ne sono tantissimi altri, perché abbiamo Giacomo De Martis, Simone Aresti, tantissimi, adesso non mi va neanche di fare nomi, però... È qualcuno che hai visto, magari tu un po' più grandetto, vedi un ragazzo che gioca e dice ecco, questo potrebbe sfondare, magari non è successo per alcune... Di ragazzino, dici?
Ne ho visti tanti. O qualcuno che invece poi... Ora ti dico la verità, anche quest'anno, un esempio, c'era con noi a Sant'Edorio in Eccellenza un ragazzino del 2006 che a me ha impressionato, Animo Buono, che lui era... Andrea? Andrea. A me Andrea fa impazzire, cioè per me Andrea, sia a livello qualitativo di campo, alla testa, zitto, si allena, ascolta i consigli. Andrea a me piace. Bravo ragazzo, Andrea l'ho conosciuto perché io ho fatto 2 anni l'osservatorio per il Cagliari e un giorno, sai, ti devi raffazzonare tra le partite che ci sono, vai a vedere i bambini e decido di andare a vedere il torneo dell'Epifania al Geo Village. Puoi immaginare, piccoli amici, bambini alti mezzo metro, una marea, 50 partite tutte insieme, quindi non sai neanche su chi concentrare, e quindi dici, guardi, e vedo questo bambino che giocava sotto età, che poi ho chiesto le distinte, lui era 2006, all'epoca erano 2004-2005. Vedevo questo bambino che praticamente faceva tutto, controllo della palla assurdo, è il più piccolino in campo, numero 10, quindi già ti ha colpito. Sai, ma lo sono appuntato, poi era ancora minuscolo, quindi non è che puoi segnalarlo. E poi, comunque io non sono della zona di Nuoro, sono un po' più lontano, l'ho un po' perso di vista e ho scoperto da poco che stava... Ha fatto benissimo, ha fatto un grande campionato e secondo me ha qualità, adesso non dico, non lo so se può fare chissà che cosa, però può giocare a calcio, anche a livelli superiori sicuramente. Anche perché, come hai detto tu, a prescindere dalle qualità tecniche, anche quelle morali che sono probabilmente devi mettere, se uno è bravino e ha la testa giusta può arrivare, se uno è un fenomeno mentalmente di testa non è centrato, difficilmente arriva, difficilmente. Se adesso pensi, tu quanti anni hai detto che hai iniziato a giocare? 6-7 anni? 6 anni, sì. Se adesso pensi al bambino che aveva 6 anni, sei riuscito a fare, oppure pensavi di poter... Il sogno è normale di tutti i bambini è giocare in nazionale, arrivare allo step della nazionale. Però durante tutto il percorso calcistico ti rendi conto che poi non è semplice neanche arrivare tra i professionisti, perché non è per niente semplice, quindi sono soddisfatto. Sì, sono soddisfatto di quello che ho fatto. E pensi che, perché noi sardi a volte lo usiamo un po' come una scusa, ma soprattutto nel calcio, lo vedo, non è per niente una scusa, comunque essere notati in un'isola come la Sardegna è molto più difficile che essere notati in giro per la penisola. Allora sì e no, perché magari è normale che da giovani, qua c'è il Cagliari, stop, non c'è più niente, quindi da giovani ti nota il Cagliari e basta, mentre comunque se hai le qualità, arrivi 17-18 anni, giochi anche in una qualsiasi Serie D, comunque vai fuori a giocare, se hai le qualità ti vedono e ti prendono, se sei forte ti prendono, quindi non deve essere un limite quello, il fatto di vivere in Sardegna, di crescere in Sardegna. Si può dire che squadra tifi? Assolutamente sì, Inter. Ah, sei interista? Non l'avrei mai detto. Vedi questo sorriso? Non l'avrei mai detto. Sì, sì. Non l'avrei mai detto. Da bambino? Sì, da sempre. Ah vabbè, hai detto che l'idolo era Sì, Ronaldo. un grande fenomeno. Quindi quest'anno sei contento di come è andata? Quest'anno sì, speriamo il prossimo anno di essere ancora felice così, ma è dura, Prima stavi parlando della tua famiglia, hai 2 bambine. Sì. Come sono? Che rapporto hanno con lo sport e come hanno vissuto il fatto di avere un papà calciatore e comunque cambiare? Allora, il rapporto con lo sport è bello perché anche loro fanno sport, fanno danza, hanno voglia di farla, cioè nel senso non devono saltare un allenamento, quindi la mentalità è già quella. Perché l'allenamento è la cosa principale. Con il calcio, Greta che ha vissuto comunque i miei anni anche a Como, Sanremo, gli piaceva molto venire a vedere le partite e ancora oggi mi chiede di venire a vederle quando gioco e adesso anche la piccola un po' si sta interessando, però ormai sono a fine carriera quindi difficilmente mi vedrà perché la madre non le porta, quindi però sì dai, hanno un bel rapporto con lo sport e questo è importante, è giusto che lo facciano.
cosa più bella, praticare sport. Adesso quando stavo guardando gli appunti mi ero appuntato una cosa, quando il Como è salito in Serie A, adesso non ricordo se tu hai fatto un post e qualcuno ti ha commentato, appunto nonostante siano passati tanti anni il Como ha raggiunto un risultato praticamente storico, ancora si ricordano di te. Stavo per chiedere se c'è stato un periodo dove a Como eri più famoso di George Clooney, che all'epoca aveva la villa, si parlava di lui, però... Sì, probabilmente dopo il gol al Varese sì, perché quella sera là torniamo da Varese, andiamo a cena in un ristorante un po' fuori Como, sono arrivati i tifosi, sono entrati nel ristorante con i fumogeni. Mi hanno preso, mi hanno portato fuori e mi hanno spiegato perché quel gol fosse così importante. Io non sapevo la storia, 27 anni, certo. Come non diceva presa da 27 anni, quindi me l'hanno raccontata e mi hanno detto proprio, non hai capito, tu da oggi sei il sindaco. E mi facevano il coro del sindaco, sindaco, malati. A Como ha iniziato, tra virgolette, la sua carriera anche Barella. Lui ha fatto tutte le giovanili del Cagliari, poi è stato mandato in prestito a Como, lui ha vissuto anche la retrocessione, era retrocesso, sì. Qualcuno aveva sollevato dei dubbi che forse non era... Cosa puoi dire? Poi sei interista, quindi... Posso dire che è un giocatore straordinario, sicuramente si vedeva già che anche dall'anno di Como, anche nonostante fossero retrocessi, lui avesse qualità enormi e ora lo sta dimostrando. Per me è uno dei centrocampisti più forti al mondo, secondo me tra i primi 5 al mondo in assoluto. Io la prima volta l'ho visto che aveva 10 anni, avevano organizzato un torneo qua e lui era venuto con gli esordienti ed era forte, però a quell'età, sì. Quando uno ha 9 anni uno diceva sì, questo arriva in Serie A, ma a volte si dice anche di altri, lui è arrivato e si è preso in mano l'Inter e la nazionale. Sì, di tanti lo dici, li vedi e dici vabbè questa qualità enorme, perché poi molte volte quando vedi il ragazzino giocare, specialmente 10, 12, 13 anni, vedi se è tecnico il giocatore, quindi se tecnicamente è fortissimo dice arriva in Serie A. In realtà bisognerebbe guardare tante altre cose, perché comunque anche un ragazzino di 13 anni già vedi se ha testa e se ha la mentalità giusta e se ha voglia di arrivare, perché a 13 anni già si è sviluppato, però parlando di Nicolò, giocatore straordinario. Adesso ti chiedo una cosa, io spesso vedo i vostri post partita sui social, su una pagina Sportisola del mio amico Roberto, e mi viene da ridere perché io li ho vissuti anch'io come allenatore ed è veramente l'essenza quella del calcio. Cosa ci puoi raccontare, qualche aneddoto? Una banda di pazzi furiosi. Io sono arrivato là l'anno scorso, facciamo la prima partita, pareggiamo, poi giochiamo in casa la seconda, vinciamo, impazziti tutti con le fiamme. Deodorante, incendiato. Mi sono trovato in mezzo a una sfiammata, ho detto mi ammazzano questi qua, mi ustiono. Qualche aneddoto, sì, anche stavano per bruciare a Riccardo Sanna, gli è passata la fiammata, forse gli ha toccato anche la testa, penso, anche bruciato probabilmente. Però un gruppo, ti posso parlare di questo gruppo come il gruppo più bello che abbiamo mai avuto, cioè un gruppo di ragazzi unico, fantastico, dal primo all'ultimo. Perché poi è quella la vera essenza, il gruppo si fa in queste occasioni, non solo in campo. Assolutamente, si fa proprio in queste occasioni, e non mi aspettavo di trovare delle persone così, anche per quello, anche l'anno scorso volevo smettere, invece ho allungato di un anno proprio perché sai, è una seconda famiglia anche quella, capito? Finisci gli allenamenti, dopo le partite ti fermi a festeggiare, sono cose belle che ti rimangono. Io la domenica ogni volta apro Instagram e quindi vedo, poi vengono taggati, sono sempre gli stessi, c'è su 2 o 3 capibanda che sono di quelli proprio... Esatto. Ascolta, ci stiamo avvicinando alla fine, c'è qualcosa che non ti ho chiesto e che vorresti dire o qualcosa che vorresti raccontare? No, non mi viene in mente niente, ti devo dire la verità. Cioè ce ne sarebbero tante, ma dovrei fare mente locale. Ora non mi viene in mente niente.
Allora te la chiedo io, l'ultima, così poi ti lascio andare. Dove e come ti vedi tra una decina d'anni? Che penso avrai smesso di giocare. Assolutamente, se no... Ovviamente lo vorremmo sapere in anteprima se quest'anno... Certo, quello sicuro. Tra 10 anni spero di vedermi realizzato nel mio lavoro e di avere ancora accanto la mia famiglia, specialmente tutti sani, la famiglia e gli amici, che è la cosa più importante. Però è normale che l'obiettivo anche aziendale in questo momento che abbiamo parlando dell'azienda, sono alti. Ancora noi siamo piccoli, però stiamo crescendo, quindi tra 10 anni spero come Vincenzo di aver raggiunto l'obiettivo che ci siamo prefissati 2 anni fa. Poi, prima di chiudere, adesso mi è venuto in mente quando l'hai nominato, ce lo siamo detti prima, con te lavora un ragazzo che io conosco perché ho allenato in rappresentativa, ragazzo, a parte un bravo calciatore, ragazzo d'oro, ieri improvvisamente su Sky Sport, a colloquio con Di Marzio, ho visto Pietro, che molti non lo sanno, ma lui è tifoso non anche del Borussia, lui è tifoso del Borussia Dortmund, impazzito, partito a vedere la finale di Champions, con la maglia, la sciarpa. Di Marzio l'ha intervistato perché non si aspettava di trovare un... sì, lui è molto legato al Borussia ed è una cosa bellissima, perché comunque è un ragazzo sardo di Siniscola che va a vedere tante partite. Ieri comunque ha avuto la fortuna, ha incontrato Di Marzio, gli ha fatto l'intervista, è stata una cosa bellissima per lui, ha parlato anche dell'azienda. Sì, oltretutto ha ringraziato chi mi ha permesso di venire, che mi hanno dato il giorno libero. Esatto, quindi anche quello, a parte che poi Pietro è un ragazzo bellissimo, non bellissimo, non è bello. No, quello no, concordo, glielo dico sempre anch'io. Però anche 10 giorni fa è partito a Borussia per vedere il saluto e l'addio di Royce. Di Royce, sì. Cioè, è partito senza biglietto, tra l'altro. Ha detto no, ma mi dai il biglietto, il proprietario di un ristorante mi ha detto che me lo dà. Infatti pensavamo di non rivederlo più. Sì. Invece è andato là. Ma poi conosce tutti. Sì. A me mi ha chiesto, qualche amico procuratore, perché ho chiesto qua, ho chiesto là, non riesco. Poi alla fine l'ha vinto con un concorso, una botta di culo di quelle clamorose. Sì, esatto. Poi porta malissimo, perché se lo sapessero quelli del Borussia, lui tutte le volte che va il Borussia perde, se lo sapesse non lo farebbero neanche entrare. L'anno scorso ha perso il campionato. È andato all'ultima partita e gli ha detto ma non andare, goditi, ma immaginati se vince, invece i mischini hanno perso. Che delusione. Comunque sarà felice che l'abbiamo nominata, vedremo se avrà portato bene. Io intanto ti ringrazio, ti auguro il meglio, noi vi salutiamo, chiudiamo qui la seconda puntata di Facci un giro, il nostro podcast, ringraziando la GL Produzioni, e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie a tutti, ciao. Facci un giro, versano un po'